Quando Draghi diventa Presidente del Consiglio, un nostro collega su Repubblica, pagina 2, cito testualmente o quasi perché è la cosa migliore che abbia letto in tutta la mia vita, dice che le statue degli ex presidenti di Nicola e non mi ricordo che citasse si voltano come in Una notte al museo, il film, guardandosi sorridendo al passaggio di Mario Draghi. Ora, che su un giornale si possa scrivere una roba del genere è qualcosa che supera ogni fantasia. Questo vizio italiano di essere più realisti del re si è manifestato esponenzialmente con Mario Draghi, il quale separa le acque e cammina in mezzo al Mar Rosso, risana le ferite. Siamo a livelli, cioè non è più, come dire, commento politico, è i re taumaturghi di Marc Bloch, cioè siamo in questa prospettiva. Sono Elena Ceolin e a nome del comitato organizzatore vi do il benvenuto a questa 13ª edizione di Pordenone Pensa. Pordenone Pensa da chi è organizzata? Dal Circolo Culturale Eureka, e ringrazio tutto lo staff, in collaborazione con il Comune di Pordenone, grazie a tutti i componenti dell'amministrazione che sono qui presenti, ma lasciatemi dedicare un particolare ringraziamento a chi ci ha sempre sostenuto, al sindaco Alessandro Ciriani, grazie per essere qui con noi. Grazie anche alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in particolare all'assessore Tiziana Gibelli e alla Fondazione Friuli. Abbiamo molti sponsor privati che ci consentono, insieme ai partner istituzionali, di offrire tutti gli appuntamenti, quelli di questa settimana e quelli nel territorio provinciale, ad ingresso gratuito. E ringrazio in particolare la Camera di Commercio e Pordenone Fiere. Ma veniamo all'argomento di questa sera. Il confronto, visto come ricchezza, come voglia di ascoltare le argomentazioni che stanno dietro a opinioni diverse, a idee contrastanti, ad analizzare le due facce della medaglia, uno dei fondatori del Circolo Eureka, il giornalista Alberto Parigi. Grazie. Vice direttore della Verità, abbiamo con noi Francesco Borgonovo. Dal Fatto Quotidiano, Peter Gomez. Grazie per essere qui con noi. Grazie. E prima di passare a voi la parola, dico che le serate si terranno qui, in questa arena dedicata alla cara Bertilla Fantin, ma in caso di maltempo, come già sappiamo succederà domani sera, ci trasferiremo all'Auditorium Concordia. Perciò l'appuntamento con il generale Garofano e con Carmelo Abate, che ci raccontano dei delitti e delle scene del crimine ogni settimana dagli schermi di Quarto Grado, si terrà all'Auditorium Concordia. Parigi, a te la parola. Grazie Elena, grazie a tutti voi. E grazie naturalmente a Peter Gomez e Francesco Borgonovo. Dunque cominciamo io direi in modo relativamente leggero. Siamo reduci dalla vittoria agli europei, in questa piazza è successo il pandemonio, ieri comunque tutto sotto controllo e i giornali hanno utilizzato l'argomento Europei Italia in modo diverso. Il Fatto Quotidiano, devo dire che ha avuto una linea particolare, per certi versi un po' diversa. Mi riferisco per esempio al pezzo di Massimo Fini. Massimo Fini scriveva il 22 giugno alla vigilia della partita col Belgio: non posso tifare Italia, non oso immaginare cosa succederebbe se vincesse. Draghi si approprierebbe della vittoria come fecero nel 1982 il presidente Pertini e il generale Figliuolo direbbe che l'Italia vince perché adotta la sua logistica. Non posso tifare Italia, concludeva Massimo Fini, perché è un paese di corrotti a tutti i livelli. D'altra parte invece gli altri giornali, come dicevo, hanno adottato una linea diversa. La Verità con Marcello Veneziani ha fatto riferimento alla capacità del calcio di riscoprire l'identità e l'amor patrio, tanto che parlava di calcio che riscopre la nostra pulsione originaria. Insomma, è stata solo una partita di calcio
oppure tutto questo significa qualcosa? Sicuramente l'umore degli italiani e degli inglesi questo lunedì è diverso. Facciamo iniziare da Peter Gomez. Ma ti dico subito che appunto potrei prendere le distanze e dirti che sono direttore del fattoquotidiano.it e che cose del genere non ne ha mai scritte, io ti fatto Convintamente Italia. Però facciamo un'analisi più seria. Massimo Fini, che è un grande provocatore, ha però colto un punto essenziale. Al di là della stupidità, Massimo è uno che tifa per il Mullah Omar, come sapete, quando gli costruivano di fronte a casa i grattacieli, finì un pezzo celebre dicendo Mullah Omar dove sei, perché in realtà è molto più conservatore di Francesco Massimo nel suo animo. Tanto che ha scritto un libro, La ragione aveva torto contro l'illuminismo. Esatto. Ecco, ma al di là di quello, secondo me in quel discorso ha colto un punto. Oggi dovevate comprare il Messaggero. Il Messaggero oggi, per un pezzo di un bravo collega Aiello, Mario Aiello, scrive un pezzo in cui, che io ho letto e ho detto siamo alla follia, forse aveva ragione Massimo, nonostante che io fossi contentissimo di quello accaduto. Per esempio, vi leggo qualche pezzo perché lo leggevo prima. Non ha giocato a Wimbledon dove si è fatto valere la gamba, neppure a Wembley, ma è ispiratore, parla di Mario Draghi, È ispiratore della nuova Italia che eccelle nello sport, perché ha cominciato a migliorare in tutto il resto. Il Premier, le sue partite le ha giocate. No, e poi dice, e non è neppure un cantante rock Super Mario, però i Maneskin hanno vinto. Poi parla del timbro dell'Italia di Draghi sulla vittoria e poi dice una cosa che nemmeno la mamma di Draghi credo avrebbe potuto dire. E dalla band di Damiano alla banda del Mancio, dal berrettino super della nazionale di basket, che a sua volta ha stupito tutti per bravura, come mai negli ultimi anni l'intero contesto di questa nuova eccellenza è avvolto nel PIL in crescita e nelle previsioni a danno dell'Italia in più del 5% al fine del 2021. Si è sempre parlato di effetto C, l'effetto culo, che non ci sta male, quando io sono contento che abbiamo vinto ai rigori, bravissimo il nostro portiere, ma poteva andarsi pure di sfiga, no? Ma stavolta c'è da considerare l'effetto di come Draghi. Allora, diciamo che fra i leccaculo e i provocatori che non condivido, 1000 volte i provocatori. Beh, sicuramente ci sono state tonnellate di retorica, non c'è dubbio. No, ma non la retorica. Cioè, ragazzi, come può, ma poteva governare Berlusconi, Conte, Prodi, non c'entra nulla il calcio con la nazionale o Berrettini, è demenziale questa cosa, semplicemente. Francesco? Ma sai, io ho in mente una scena di Fantozzi meravigliosa, no? Dove arriva il mega direttore dell'azienda e tutti che fino a un secondo prima hanno parlato male di lui, quando arriva si mettono a spellarsi le mani, è un bel direttore. Ecco, purtroppo questo vizio italiano di essere più realisti del re si è manifestato esponenzialmente con Mario Draghi, il quale separa le acque e cammina in mezzo al Mar Rosso, risana le ferite. Siamo a livelli, non è più, come dire, commento politico, è i re taumaturghi di Mark Bloch, siamo in questa prospettiva. I giornalisti hanno questo merito di riuscire sempre a rendersi un po' più ridicoli di quello che già, insomma, la categoria di cui facciamo parte fa abitualmente. Posso interrompere un attimo per ricordare la cosa migliore che ho letto su Draghi? E guardate che non è una clinica politica, io penso che Draghi abbia molte cose positive. Quando Draghi diventa Presidente del Consiglio, un nostro collega su Repubblica, pagina 2, cito testualmente o quasi perché è la cosa migliore che abbia letto in tutta la mia vita, dice che le statue degli ex presidenti di Nicola e non mi ricordo che citasse si voltano come in una notte al museo, il film,
guardandosi sorridendo al passaggio di Mario Draghi. Ora, che su un giornale si possa scrivere una roba del genere è qualcosa che supera ogni fantasia, perché almeno quando avevamo Berlusconi, e lo dicevo prima, c'era chi il paese era diviso, c'era chi lo attaccava e diceva io ero tra quelli il peggiore, i suoi rapporti con la mafia, del suo braccio destro, chi invece lo difendeva, e c'era una dialettica. Oggi siamo di fronte alle statue che si voltano come in una notte al museo e si guardano sorridendo. Pagina 2 del Secondo Quotidiano Italiano. Credo che arrivò a questi livelli Eugenio Scalfari raccontando una sua gita, mi pare a casa di Napolitano, in cui descrisse questo paesaggio meraviglioso. C'era tutta la natura che cantava, gli uccelli del cielo, i pesci del mare, tutti gli altri che cantavano all'unisono per celebrare Napolitano, che come un fauno usciva, no, da queste cose. Però capisci, Scalfari è uno che, con tutto il rispetto, no, per l'amore del cielo, no, però arrivato alla sua età può permettersi anche quel cavolo gli pare. Siamo un po' a livelli di Montanelli che incontra un carro armato, si apre la cosa ed esce Adolf Hitler, cioè fantascienza. No, però per tornare, pone dei temi seri, la questione calcistica come sempre, è calcio e ovviamente non è soltanto calcio, è anche economia, politica. Abbiamo visto tutte le questioni della Superlega poco prima dell'inizio degli europei, quindi è evidente che c'è qualcosa di più. Se dobbiamo parlarne, abbiamo descritto una scena di inginocchiamento, no? C'è stata una polemica sul fatto di doversi inginocchiare per forza contro il razzismo, e in realtà eravamo già tutti in ginocchio appunto di fronte a queste cose di Draghi, che ovviamente passano in secondo piano. Io ho tifato Italia con la massima tranquillità, anche se non sono un ultra in generale dello sport. Ho trovato stucchevole tutta questa... Sì, giustamente ci siamo tutti riuniti, l'unità nazionale, le cose, mi piacerebbe che ce ne fosse un pochino di più anche dopo, perché se va a finire che noi vinciamo gli europei, per 2 settimane non ci pensiamo, poi dopo ci richiudono dentro un'altra volta con la scusa che aumentano i contagi, la variante Delta, allora si possono prendere i loro europei e, come sempre diceva, no, Paolo Villaggio, a cui sono molto legato, l'umiliante carota, ecco. Allora, visto che Francesco Borgonovo ha tirato fuori la questione dell'inginocchiamento, piccola parentesi, sì. Come la vede Peter Gomez questa questione? Posto che si sono tutti inginocchiati, poi però sono piovute accuse razziste nei confronti dei 3 di colore che hanno sbagliato il rigore dell'Inghilterra. Il fatto che si siano piovute accuse razziste da parte degli inglesi nei confronti dei loro giocatori di colore dimostra come l'Inghilterra, nonostante che i loro giocatori si siano inginocchiati, abbia bisogno di giocatori che si inginocchiano, perché il razzismo in Inghilterra è evidentemente molto forte. Io trovo ridicolo che qualcuno sia costretto ad inginocchiarsi. Se tu mi chiedi se io avessi fatto il giocatore di basket come avrei voluto nella mia vita, ma ero troppo scarso, e avessi giocato in nazionale, che sarebbe stato il mio sogno, non sarei potuto andare oltre la Serie B, vista la mia capacità di giocatore di basket. Ti saresti inginocchiato? Sì, ma come gesto volontario. Avrei trovato ridicolo, nella maniera più assoluta, che diventasse un Io ho trovato di ridicolo in questa storia che gli italiani a un certo punto abbiano detto: se lo fanno gli altri lo facciamo anche noi, se non lo fanno gli altri noi non lo facciamo. Ragazzi, è vero, è una cosa americana, non è una tradizione nostra. È però un messaggio forte che chi vuole si sente di lanciare e chi no, e poi farà i conti sulla sua coscienza. Che diventi oggetto di polemica politica lo trovo ridicolo. Detto questo, io sono interista, come sapete sono anche uno di quei soci che sta tentando con Carlo Cottarelli, che la pensa diverso da me per ogni divisione economica eccetera, di mettere in piedi l'azionato popolare per l'Inter. Mi chiedo cosa accadrà a Barella e a Bastoni, 2 giocatori fantastici dell'Inter, quando troveranno nello spogliatoio Lukaku, che è notoriamente impegnato su questi temi. Perché è impegnato? Perché la cosa di cui non ci rendiamo conto noi che abbiamo la pelle più chiara,
che chi ha una pelle di colore diverso, spessissimo, anche se noi non ce ne rendiamo conto, queste cose le subisce. Magari un'occhiata, la stessa cosa che subivano gli italiani quando andavano a lavorare negli Stati Uniti e venivano considerati tutti mafiosi, tutti portatori. Quindi è ovvio che come gli italiani allora se la prendessero, chi è di un'etnia diversa in qualunque paese la senta molto forte. E io immagino che Lukaku, che è molto impegnato, un discorsetto a bastoni, a Barella, nel chiuso dello spogliatoio finirà per farglielo. Beh, allora, continuiamo su quest'onda qui, giusto, però l'impressione, forse il fastidio di alcuni, è che ci si inginocchia per Black Lives Matter e non so, per Christian Lives Matter, per esempio le persecuzioni dei cristiani nel mondo, cioè c'è un po' questo doppiopesismo della solidarietà. Sì, ma sai, il problema non è il doppiopesismo, il problema è che non ci si inginocchia, appunto, perché stare in piedi, l'Occidente nasce verticale, no? Noi siamo quelli che stanno in piedi, che non si coprono il capo, che guardano verso il sole o verso il cielo, verso Dio, e questa è la nostra tradizione. Quelli che si inginocchiano e si sottomettono sono altri, quindi si sottomettessero, come diceva Bartleby lo scrivano, I would prefer not to, cioè grazie no. Nello specifico questa cosa nasce non contro il razzismo, nasce da un giocatore di football americano della NFL, un miliardario che a un certo punto rimane senza contratto e decide che è rimasto senza contratto per via delle sue posizioni politiche e quindi comincia a fare questa cosa di inginocchiarsi durante l'inno nazionale americano, quindi in maniera anche irrispettosa verso la sua nazione, e poi la cosa diventa un fenomeno commerciale, diventa ovviamente sostenuta sempre come tutte queste battaglie buoniste da la Nike, le altre multinazionali, tutto questo bel giochino qui, e poi arriva qua dove noi siamo così razzisti che prendiamo tutte le mode culturali che arrivano dall'estero, perché l'estero è sempre meglio. Noi siamo così razzisti che siamo delle spugne che si imbevono di queste stronzate, scusate la parola, però questa è, e cerco di essere, noi non viviamo, noi abbiamo una radicale differenza negli Stati Uniti, che hanno avuto la segregazione razziale, noi non ce l'abbiamo avuta. C'è stato un momento della storia italiana dove si è imposto il razzismo scientifico per legge, è stata una roba drammatica, sappiamo tutte le conseguenze. Grazie al cielo questa cosa è penetrata un po', perché non si può dire che non sia penetrata, che gli italiani brava gente, non è vero, però non ha attecchito come altrove, fortunatamente. Quindi questo vuol dire che non c'è razzismo, che le persone nere si guardano, sono tutte ben accolte, no. C'è il razzismo, c'è dappertutto, c'è il razzismo, come c'è il fastidio verso il diverso in generale, che fa parte anche della nostra natura. Mi sento di dire una cosa, delle volte, come ha detto Luca Ricolfi, che è un uomo insomma di sinistra, per quel che vale questa parola ancora, dice: quando io sono su un autobus e salgono due rom, se io metto la mano al portafogli non è razzismo, è statistica. Che cosa voglio dire? Il problema è che se nelle tue città sei abituato ad avere a che fare soltanto e solo con persone di colore che, come nel mio caso, vedi ammassate fuori dalla redazione della Verità nei pressi della stazione centrale a dormire per terra, o a fare l'elemosina negli angoli, o le senti nelle questioni di cronaca nera, o le percepisci solo come immigrati che arrivano coi barconi, beh, nella popolazione purtroppo è evidente che l'occhiata, la cosa ci siano. È bello? No, non è bello.
esistono maree di imprenditori di colore, gente che lavora, che fa le cose, hanno poca visibilità, purtroppo, e questa è anche colpa nostra, però l'integrazione, i rapporti con il diverso si costruiscono nel tempo, non con queste menate qui che vanno bene, insomma, per Veltroni, per scrivere i suoi bellissimi editoriali sul Corriere della Sera. Ecco. Posso? No, non sono in disaccordo con tutto, con Francesco. È vero, perché lo dicono. No, è vero, come dicono le statistiche, che gli immigrati irregolari in questo paese delinquono, se non sbaglio, 30 volte più rispetto al resto della cittadinanza. Ed è verissimo. Ed è verissimo che è ancora più evidente man mano che si è poveri. Se sei un italiano povero che abita in periferia e avrai vicino di te delle persone straniere che magari, essendo più povere di te, vivono in 8 in un appartamento pur lavorando, alle 5 del mattino incominciano a tirare lo sciacquone, ti girano le balle. È quello che racconta Francesco. Ed è tutto vero. Poi, ed è vero che se abiti in centro e sei ricco, questa problematica non ce l'hai, è innegabile questo. Però dopo c'è la nostra funzione di comunicatori. Raccontato che la realtà è questa, perché nessuno la può negare, poi, come dice, ci sono le cose sottovalutate, come dice lui. In questo paese ci sono 5 milioni di immigrati e sono 5 milioni di lavoratori. Poi ci sono alcune centinaia di migliaia o decine di migliaia, una minoranza che fa quelle cose, e poi se vai a vedere perché delinquono in quella maniera ti accorgi che ovviamente che sono quasi tutti giovani. E allora se intanto incominci a rapportare il numero di reati che commette questa categoria di persone rispetto agli italiani di quell'età, ti accorgi che quella percentuale dal 30 scende di molto, rimane superiore, ma scende di molto. Se incominci a guardare ancora più i dati, ti rendi conto che questo ha a che fare con che cosa? Certo, la difficoltà di integrazione, la cultura, tutto il resto, ma a che fare, se guardi quante sono le statistiche che commettono i reati gli italiani delle fasce più povere della popolazione, perché allora incomincia ad assottigliarsi, ha a che fare col benessere generale. Più sei ricco, più hai un lavoro regolare, più stai bene, meno delinqui e più ti comporti come gli altri tuoi concittadini. Allora, io non posso pretendere che un cittadino che abita in periferia non se la prenda con gli 8 immigrati che abitano lì vicino, perché sono quelli che gli danno fastidio, che tirano lo sciacquone. Quello che io però pretenderei dalla mia classe politica, di destra, sinistra, centro, è uno sforzo paragonabile a quello che ci è richiesto dalla nostra Costituzione, che dice che la Repubblica ha tra i suoi scopi quello di diminuire le disuguaglianze anche economiche tra i cittadini, sui scopi di dare un salario giusto a tutte le persone che lavorano, non i salari che dopo ne parleremo forse, della famosa questione del reddito di cittadinanza e delle telecamere nascoste che noi abbiamo mandato in Riviera, rendendoci conto che a sti ragazzi venivano offerti contratti mezzo in nero, mezzo in bianco, 13 ore di lavoro al giorno, nessun giorno di riposa, 1.000-1.100 euro al mese. Forse il problema è che li pagate un po' poco, perché quando io facevo lo stagionale e avevo 20 anni, c'erano le lire e mi portavo a casa 2,5 milioni al mese e mi pagavo l'università, cosa che adesso non si può fare. Ecco, io non contesto, secondo me io comprendo tutti i cittadini. Quello che contesto è che chi ha il potere di farlo, nel suo piccolo, dica ok, la situazione è questa. Per cambiare questa situazione io devo creare, a poco, col tempo, una società diversa e più giusta. Ma quindi il problema è un problema economico e di benessere o anche un problema culturale? Ma sono entrambe le cose. Secondo me ci sono due piani. Uno è quello economico, su cui sono abbastanza d'accordo con Peter, e quando si dice
fanno i lavori che gli italiani non vogliono più fare, no? Gli immigrati, io penso che ci siano dei lavori che gli italiani fanno bene a non voler fare, che non è dignitoso fare per nessuno di ogni colore, e mi dispiace per chi ha detto anche da destra che 800 euro per fare lo stagionale siano una cosa dignitosa. No, non lo sono. Il momento in cui tuo figlio, tuo nipote, tuo parente andrà a fare questa cosa, ti renderai conto sulla sua pelle che quello non è una roba dignitosa. Poi però c'è un problema che riguarda l'inginocchiamento, i discorsi che si fanno, gli articoli, che fondamentalmente è un problema che non ha a che fare con la realtà, che è quella che ha raccontato Peter. La realtà è fatta del vicino di casa che ti rompe le balle, e guardate che magari invece proprio quella popolazione con diseguaglianza sociale, diciamo così, un po' più svantaggiata, è invece quella che poi alla fine tra bestemmie, insulti e cose, con il diverso ci va d'accordo, se non altro perché ci vive insieme, e non sono i due bu allo stadio che danno la misura del razzismo di una nazione. Quella è la realtà. Poi c'è un problema enorme che è tutto linguistico, cioè c'è una pretesa di un mondo, Peter lo sa perché ha fatto una bellissima copertina di Millennium, che è il mensile che lui dirige, sul politicamente corretto. Allora, politicamente corretto che cos'è? È la pretesa di correggere la realtà, cioè di creare una situazione, una repubblica migliore, una nazione migliore, cambiando le parole, correggendo. No, il politicamente corretto non è una cosa che è corretta in senso politico, è una cosa che è corretta dalla politica, cioè io penso una cosa, il mio pensiero viene filtrato dalla politica che me lo rimanda indietro, appunto corretto, e dice no, tu devi pensare così, devi dire questo, devi parlare così. Tant'è che in Italia non ci sono più, ad esempio, gli extracomunitari, sono spariti, ci sono i migranti, no? Che già nella parola, o i profughi, hanno un senso completamente diverso. Politicamente corretto è prendere una bottiglia e dire che è un bicchiere e pretendere che tutta la gente ci creda. Tu non puoi cambiare, eliminare il razzismo cancellando le parole, buttando giù le statue, cambiando le opere d'arte. Questo è successo. Ci hanno ripetuto per anni che era una nostra percezione il fatto che ci fossero problemi con l'immigrazione, che era tutta una cosa alimentata dal razzismo della destra. E se tu fai campagne per anni per dire c'è il fascismo che ritorna in Italia, sono 30 anni che ci dicono che il fascismo ritorna, cioè a quest'ora ritornava 4 volte, no? Cioè, però è sempre lì, dice, ci sono lì tutti quelli dei novantenni che ancora fedeli, che sentono torna il fascismo, pronti, no? E tutte le volte delusi perché sto fascismo non torna mai. Però capisci che dopo un po' la gente si dice anche vabbè, ma allora state costruendo uno spauracchio per dire che siamo tutti razzisti, fascisti, per demonizzare l'avversario. Adesso c'è la nuova cosa, sono tutti omofobi, c'è l'omofobia in Italia, quindi facciamo una legge che impedisce di parlare, così lo risolviamo. Oh, non bruciare tutti gli argomenti. Come? Non bruciare Ma sono tutti argomenti. collegati, cioè, questo è il problema. Poi, se tu affronti le cose da un'altra prospettiva, che è quella di migliorare la vita delle persone, capisci che le due cose sono legate. Perché? Perché ci dividiamo in tutte queste cose? Tu sei nero, tu sei bianco, tu sei magrebino, tu sei gay, etero, lesbi, bi, cisgender, tutta questa roba. Perché se tu cominciassi a percepirti come italiano, parte di una nazione che deve avere a cuore i suoi cittadini, allora magari ti porresti non il tuo problema di minoranza, no? Cioè, come dicevi prima, perché non mi inginocchio per questo? Ma chi se ne frega? Cioè, perché la minoranza ti devi sempre inginocchiare, persino di fronte a quelli di destra che si lamentano, no? Noi di destra non parliamo. Cavoli, ma c'è data solo la possibilità del piagnisteo in questo mondo? Se noi ci percepissimo come italiani, magari dopo un po', quando vediamo che non stiamo bene, che lo stipendio non è quello adeguato, che la casa non ce la danno, che le case popolari non ci sono, che le garanzie non ci sono, magari ci girano anche i coglioni e diciamo, sai cosa c'è? Tutto il resto, le parole poi, adesso risolviamo questi problemi, invece no, siamo ognuno perso dietro le sue minuzie di minoranza, così. Ma se posso dirti una cosa sul politicamente corretto, io ci ho fatto
un numero di millennium. Io ho notato che esiste un politicamente corretto di sinistra, che è quello di cui parliamo più spesso, poi esiste anche un politicamente corretto di destra. Io non credo di essere mai stato politicamente corretto, però penso che le parole abbiano un peso e penso che le parole nel corso degli anni cambino. Quello che mi dà fastidio del politicamente corretto è quello che dice Francesco, l'imposizione. Però ho imparato col tempo che gli altri, voi, tu, avete una sensibilità che non è la mia. Francesco ce l'ha diversa, tu ce l'hai diversa, che è dovuta al nostro vissuto personale, dal posto dove siamo nati, dal colore della nostra pelle, eccetera. Io, figuratevi se non sono favorevole alla polemica, però io, nonostante che abbia paragonato il politicamente corretto alla corazzata Potionkin, cioè l'abbia definito una boiata pazzesca, quando scrivo, e questo molto prima dico, io cerco di mettermi nei panni degli altri. Quando io ho visto questa polemica che riguardava il blackface, che trovai ridicola come al primo acchito, ve lo ricordate? Luigi Di Maio, assolutamente nero, è diventato nero come il carbone, apposta credo sui social, lui trasformato in Michael Jordan o roba del genere. E addirittura il New York Times ne parlando di questo blackface che negli Stati Uniti non si può fare perché, come sapete, si è arrivati a un certo punto che addirittura Via col Vento era stato per un certo periodo tirato fuori dai social, eccetera. Subito mi è sembrata una questione ridicola, perché obiettivamente mi sembrava ridicola. Poi ne ho parlato con alcuni amici di etnia diversa dalla mia, tra cui un'ex fidanzata, la quale mi ha detto, beh sì, a me queste cose hanno sempre dato fastidio, però io non ho mai detto niente perché mi rendo conto di essere in un altro paese, eccetera. Allora, al di là della polemica senza senso, avendo capito, parlato con delle persone, avendo capito che urtava la loro sensibilità, io, senza dire che è vietato, evito di farlo. Si tratta di educazione, cioè mettersi nei panni degli altri. A me non piacciono gli editti, il fatto che qualcuno ti dica devi usare l'asterisco, eccetera. Però, secondo me, se noi siamo umani e cerchiamo tutte le volte, quando di errori ne commettiamo tanti, di pensare, mettiamoci nei panni degli altri, perché in fondo noi abbiamo avuto culo, siamo nati in Occidente. Potevamo nascere, per chi è credente, il buon Dio ci poteva far nascere in Centrafrica e la nostra storia sarebbe stata diversa. Ecco, ci sono cose che facciamo che secondo me sono inutili e secondo me, quando tu dicevi prima questa cosa di inginocchiarsi contro la nostra tradizione, un po' non è vero. Perché se tu pensi tutte le processioni, forse anche nel nord, ma certamente nei paesi del sud, in cui ci sono quelli che si fustigavano, eccetera, vedi com'è tanto diversa la nostra tradizione. E io prima cosa ti ho detto? Io mi sarei inginocchiato. Mi sarebbe dato fastidio però che qualcuno mi dicesse tu ti devi inginocchiare. Ma ti saresti inginocchiato perché io per caso sono nato negli Stati Uniti? No. Perché avrei dato un segnale. Lo so, l'ha inventato qualcun altro, ma in fondo negli Stati Uniti va tanto di moda la pizza, la pasta, un sacco di cose che non fanno parte della loro tradizione. Allora, difendere le nostre tradizioni, io sono d'accordo, però difendiamo le nostre tradizioni di esseri umani, che veniamo prima delle nazioni, degli stati, dei nostri paesi. Detto questo, io quando l'inno d'Italia lo canto, metto la mano sul cuore e sono contento di vedere la mia bandiera, però penso di essere un essere umano prima. Io sono, guarda, mi permetto di... Vai. No, sono d'accordo su tante cose, soprattutto su quello che hai detto all'inizio. Cioè tu hai fatto un meraviglioso elogio della diversità. Cioè io la penso diversamente, tu la pensi diversamente.
La prima cosa che fa il politicamente corretto e questo sistema, invece, con la scusa delle minoranze, è cancellare la differenza, cioè omologare tutti all'idea che appunto io posso cambiare posto ed essere... Sono nato in Africa, sì, io sono nato in Africa, sono cresciuto vedendo un certo cielo, alcuni certi alberi, sentendo certi profumi. Io che vengo dall'Emilia e poi da Milano sono diverso da voi che siete cresciuti in questa terra qui. Invece questo sistema livella tutto e impone a chiunque di essere fondamentalmente identico con poche differenze, e questo mi dà un po' fastidio. Poi c'è la pars, come dire, construens relativa anche alla destra. Io ho trovato molto sgradevole, a proposito di politicamente corretto, l'intervento che hanno fatto Pio e Amedeo durante una trasmissione di Mediaset qualche tempo fa, dicendo ma adesso con questo politicamente corretto non si può più dire niente. Non è esattamente così. Intanto di politicamente corretto si parla da 30 anni. Sono contento che dopo 30 anni ci sia arrivata a scoprirlo anche la sinistra, tra cui grandi autori come J.K. Rowling, quella di Harry Potter, Salman Rushdie, che magari qualche ragione in più ce l'aveva, e altri che si sono accorti di questa cosa quando ha toccato loro, no? Cioè normalmente funziona così: quando la cosa ti tocca e impediscono a te di parlare, allora la cosa comincia a infastidirti. Quando impediscono di parlare, per esempio, ai fascisti brutti e cattivi, non gliene frega niente a nessuno. A me è capitato più volte, anzi erano contenti, gli stessi giornali che sostenevano queste cose erano contenti, guarda quello lì, che lo zittiscono. Detto questo, essere politicamente scorretti non è dire, come hanno detto Pio e Amedeo, dire negro e frocio. Non è questo. Quelle sono offese. Non sei politicamente scorretto se dici queste cose. Sei, anzi, la cosa più schifosamente politicamente corretta che ci sia. È maleducato, prima di tutto. Intanto maleducato, però ti pieghi, ti inginocchi a un sistema che tramite i social, tramite la velocità, la banalità, la normalizzazione, impone una violenza e una maleducazione, un'aggressività e un abbrutimento dilaganti che non fanno parte della nostra cultura nobile. Non è quella roba lì. Foste non fatti a vivere come bruti significa che tu non insulti l'altro, rispetti anche la diversità. Anche la diversità, soprattutto la diversità, la differenza. Ma per rispettare la differenza tu devi essere conscio dei tuoi valori. E noi adesso ci troviamo di fronte a una parte politica che è quella che ci impone queste cose, che per decenni ci ha detto che la nazione non contava nulla, la bandiera non contava nulla, che tutto quello che aveva a che fare con l'autorità era fascista, quindi da cancellare, che la famiglia non contava niente, tutto quello che era verticale andava distrutto. E dopo che cosa ti trovi? Qual è il tuo valore? La nazionale di calcio, come scrive Veltroni? Mi fa ridere. Ma non perché non ti fila una finale di calcio, perché non è quella l'unità nazionale, non è quella roba lì. Se tu sei fiero dei tuoi valori, la conosci la tua cultura, allora puoi rispettare anche quelle degli altri. Per esempio, io questa cosa di dipingersi il volto giustamente dà fastidio ai neri. In America già nell'Ottocento esistevano i minstrel shows, cioè andavano in giro gli attori nelle fiere popolari a fare degli spettacolini ridicoli, no? Come nella nostra commedia dell'arte, e c'erano i bianchi che si dipingevano la faccia di nero per impersonare i neri e farne le caricature. Spike Lee ci ha fatto un film su questa roba. È chiaro che dà fastidio a un nero, e io non voglio offenderlo, non voglio chiamarlo negro se gli dà fastidio, non voglio fare questa cosa se gli dà fastidio, però a me dà fastidio che mi si dica che la mia cultura non vale niente, che io sono un bianco privilegiato, come mi ha detto un giorno una signora durante una trasmissione televisiva, questa mamma di mamme per la pelle, una roba del genere, mi ha detto il privilegio bianco. Ma tu che ne sai del mio privilegio? È pieno di bianchi che fanno la fame in Italia, è pieno di cittadini italiani, fino a prova contraria. Tu dici sì, ci sono i reati. È chiaro che ci sono anche degli italiani che delinquono, suppongo che in Slovenia ci siano persino degli sloveni che delinquono, come dire, sta nell'ordine delle cose. Importare gente sapendo che viene a fare il delinquente perché magari non ha altre possibilità o perché magari viene apposta
e contemporaneamente dirmi che io la devo prendere, se no sono razzista, capisci che siamo sempre lì, torniamo sempre a Fantozzi, all'umiliante carota, no? Cioè, va bene inginocchiarsi, ma qui è mettersi a 90 più che altro. Guarda, mi dai il là per il DDL Zan. No, perché poi appunto c'è una dimensione di pragmatismo, no? Non venite da noi, sarete respinti, noi continueremo ad applicare le nostre leggi e difendere i nostri confini. Chi l'ha detto? Non lo so. L'ha detto Kamala Harris. Kamala Harris. Sì. Quindi voglio dire, c'è anche un po' una dimensione realistica per la gestione del fenomeno migratorio, al di là delle retoriche di destra e di sinistra. Ecco. Ma certamente certamente sai, sulla questione della migrazione io mi sono espresso un sacco di volte e quello che penso è abbastanza chiaro. La migrazione deve essere regolamentata il più possibile, perché purtroppo non facciamo più figli, e questo se ci mettiamo a fare figli domani avremo della gente che lavora fra 25 anni e ci chiederemo, e da qui che arriviamo ai 25 anni ti chiederai, con questo modello economico, se non lo vogliamo cambiare, e dove li troverai i lavoratori? E quindi trovo molto logico che, come è stato fatto in altri paesi, si permetta a delle persone di entrare e che non si permetta alle persone che non possono farlo o che vengano riportate dal posto dove vengono. Però sono altrettanto pragmatico. Allora, i rimpatri non siamo in grado di farli. Quando ci fu Salvini ministro degli interni, periodo in cui continuò in maniera impressionante la discesa degli arrivi, perché questi sono numeri, è innegabile, nemmeno Salvini riuscì a rimpatriare nessuno. Uno, perché ha un costo mostruoso, li si mette su sti aerei, sapete quanto costa, e due, per la mancanza di accordi internazionali con i paesi che non li vogliono fare. Quindi poi dobbiamo dirci la verità, chi è irregolare, o se voi preferite dire clandestino, non siamo in grado di portarlo indietro, e quindi dovremo risolvere questo problema in qualche maniera, cioè prendere atto della realtà. La realtà sarebbe bello, però possiamo farlo con un numero piccolissimo di queste persone, e l'unica soluzione che ci può essere vantaggiosa per gli italiani di qualunque etnia essi siano, regolari che vivono in Italia o cittadini italiani, è che le persone senza documenti vengono in qualche modo integrate nella maniera più veloce possibile in questo paese. Poi chi tra di loro delinque sarebbe carino che stesse in carcere, cosa che non va molto di moda in questo paese, perché come sapete in questo paese in via automatica, se non hai una condanna almeno a 4 anni in carcere non ci entri, o ci fai poco. Io non sono un fan del carcere, però vi dico che negli altri posti, quando uno finisce il suo processo e ti dice condannato a 1 anno, uno dice cavoli, entro in prigione, mi faccio 1 anno, dopo 6 mesi magari se sono bravo mi mettono fuori. Qua ti dicono condannati a 3 anni e mezzo e dici che culo. E non mi pare che sia una cosa che può funzionare. E vi dico anche di più, forse ne parleremo dopo, rispetto alla riforma della giustizia di Cartabia. Io voglio come Cartabia ovviamente i processi d'appello che durano 2 anni, e figurati, vorrei che durassero 1 anno. Dopodiché, se mi rendo conto che in Germania ci sono 24 magistrati ogni 100.000 abitanti e in Germania e in Italia ce ne sono 12, incomincio a pensare che in Germania i processi li fanno più veloci. Se poi mi rendo conto che ci sono una decina di distretti giudiziari dove a causa degli arretrati quest'anno si incominceranno a celebrare gli appelli dei processi del 2005, dico che se verrà introdotta questa riforma, metà almeno dei processi di appello non finiranno per quell'epoca, che può essere una scelta, oppure si seguirà magistratura democratica, propagine del Partito Democratico,
che oggi diceva: signori, per far funzionare tutto questo, ma diceva una cosa vera, se qualcuno è d'accordo, ci vuole un'amnistia per i reati almeno fino ai 4-5 anni, quindi fuori gli spacciatori, i ladri e tutto il resto. Allora, capisco che è diventato di moda, per me è semplice, la legge è uguale per gli italiani, per gli stranieri, eccetera. La legge non deve, al termine di un giusto processo, se sei colpevoli devi essere condannato a una condanna che sconti, punto. Molto semplice, poi ci potrà essere l'eccezione, se è la prima volta che delinqui, io giustamente lo prevede la Cartabia, io ti do un bonus perché è la prima volta e questo succede in tutti i posti del mondo. Dopodiché chiedo anche che le carceri, perché non ci si lamenta e giustamente di quello che è successo a Santa Maria Capovetere, orribile quello che è successo, ma ragazzi, ma l'avete mai visto quel carcere? Cioè, in questo paese non sono state più costruite carceri. Grazie a una sentenza della CEDU a partire dal 2011 si è stabilito, cosa buona e giusta, che i detenuti non dovessero passare la loro giornata in cella. Il problema è che mandando fuori i detenuti in carceri che non sono costruite per stare fuori, i detenuti replicano la loro organizzazione criminale stando fuori. Aumentano le aggressioni alla polizia penitenziaria. Poi ci sono anche gli incapaci e succedono le cose che abbiamo visto a Santa Maria Capovetere. Allora, se qua non cominciamo a raccontarci la verità, che i paesi normali funzionano in maniera normale, non come da noi, allora avremo problemi anche con gli immigrati, perché gli immigrati, dopodiché ci sarà quello che ha commesso un delitto e verrà lasciato fuori. Se non ci raccontiamo che il 90% delle persone che vengono arrestate per spaccio viene tenuto in custodia cautelare per un unico motivo, per pericolo di reiterazione del reato, cioè il giudice dice: io ti tengo in carcere perché dato che tu vivi di spaccio, io so che se ti metto fuori li spacci, non ti tengo in carcere per pericolo di inquinamento delle prove, perché ti abbiamo visto che spacciavi, non puoi inquinare assolutamente niente, non ti tengo in carcere per pericolo di fuga, perché sei un morto di fame e so benissimo che non puoi fuggire. Ragazzi, fermo, siamo tutti d'accordo a riformare la giustizia, ma qualcuno glielo spiega a Salvini che se passa quel referendum che cambia la custodia cautelare sulla reiterazione del reato usciranno migliaia di spacciatori e di ladri? Dopo cosa va a raccontare ai suoi elettori? Perché i dossier vanno studiati. E allora, se siamo tutti d'accordo che questa giustizia non funziona, non raccontiamoci delle balle. A me dà fastidio la democrazia, la demagogia di sinistra, destra, centro. Non possiamo raccontare ai cittadini che se votiamo un referendum che abolisce le 25 firme per rappresentare un magistrato al CSM, riformiamo il CSM. Perché io mi ricordo che la Lega e 5 Stelle una volta dicevano: per togliere le correnti dai 5 Stelle ci vuole il sorteggio dei candidati. Non lo dice più nessuno, perché adesso che sono al potere si sono resi conto che le correnti fanno comodo a tutti i partiti, perché i partiti possono patteggiare con le correnti dei magistrati la nomina dei procuratori, e fa comodo poter patteggiare la nomina del procuratore di Roma piuttosto che di Pordenone, perché domani, se avrai un casino, forse qualcuno ti vuole un favore, ti deve un favore. Io quello che vi invito è: votate quello che vi pare, ma sappiate che i politici sono alla ricerca di consenso, ce ne sono buoni e cattivi, ragionate con la vostra testa, perché spessissimo vi prendono per il culo. Allora, giustizia, io vi dico la verità, me ne intendo poco, ma non dirmi che sei d'accordo anche su questo, se no non riesco a farvi litigare neanche un po'. La Meloni non li vota, quei 2 referendum non li firma, per esempio. Allora, io non sono d'accordo solo sul presupposto di Peter, cioè che noi dobbiamo prendere gli immigrati. È una cosa, l'unica cosa veramente a me aliena sul serio che ha detto stasera, che è una cosa che io ho sentito dire a Emma Bonino e ogni volta che io la sento dire mi viene l'orticaria, cioè che noi non facciamo più figli, quindi dobbiamo prendere gli immigrati. Emma Bonino disse una volta che noi abbiamo un kindergarten vicino a casa che è l'Africa. Ora ci andasse a vedere il kindergarten e restasse lì con Veltroni, quell'altro che doveva andare in Africa. Lo so, questo non applaudite, che era
era facile. Si incazza sempre Veltroni quando una volta gliel'ho scritto in un pezzo, mi ha telefonato imbufalito. Ma l'ha detto lui, non è che si incazzasse con se stesso, cioè, quello il problema è che non lo fa. Devo ammettere che l'unico che è andato in Africa c'è stato è un amico dei mafiosi, Cuffaro, perché Cuffaro per tanti anni è andato in Africa. Cioè, io che l'ho tanto avversato, devo dire Cuffaro l'ha fatto. Infatti laddove le carceri insomma sono un po' diverse dalle nostre. Quindi io semplicemente ci sono dei problemi pratici che pone l'immigrazione, dei problemi tecnici che sono sui respingimenti e tutto il resto, di cui potremmo parlare ore, l'Europa e come abbiamo gestito i rapporti con i paesi terzi, i paesi di provenienza. Io penso semplicemente che vada stabilito un principio che i confini si difendono. Quindi tu tendenzialmente non devi entrare, perché se tu non entri tutti gli altri problemi a cascata si risolvono. È chiaro che se Kamala Harris dice questo, l'Europa plaude agli spagnoli che menano i marocchini nella loro enclave e poi dopo a noi viene a dire sì, no, effettivamente cari amici italiani, voi vi trovate a affrontare una situazione da soli, adesso la risolviamo, però non prima di un anno, vagamente mi sento preso in giro e comincio persino a dubitare di tutti i miracoli di Draghi, quando persino Draghi vedo che va in Europa a risolvere il problema dell'immigrazione e non lo risolve. Perché? Cioè, a me interessa più quello sinceramente della vittoria a Wimbledon. Posso farti ancora un'altra domanda? Non ti stupisce il fatto che diamo 9 miliardi alla Turchia per bloccare la rotta, peraltro di profughi quasi sempre veri, perché e li diamo alla Turchia? No, ma io infatti anche lì, cioè, tutte queste cose mi stupisce pure che Salvini vada in Qatar a dire che è bello. Mi stupisce che Renzi vada in Arabia Saudita e poi rompiamo le balle sui musulmani. Mi stupisce che diamo 9 miliardi alla Turchia. Certo che mi stupisce. Però è utile. Ma è utile, dipende. Intanto vorrei vedere come li tengono gli immigrati loro. Malissimo. Allora, io credo che a monte sarebbe un po' più utile, ad esempio, la butto lì, poi mi rendo conto che sono tutte cose alte, no? Però cominciare a riflettere a livello europeo, perché per questo era stata pensata l'Europa, visto che siamo tutti piccoli ma gloriosi stati di fronte a grandi potenze, l'idea imperiale iniziale dell'Europa era quella di dire, vabbè, tanti vasi di coccio magari fanno un vaso di ferro. Ora, perché io non sento mai parlare di quello che fa la Cina in Africa, che spinge l'immigrazione? Perché non sento mai parlare di quello che fanno i francesi, i tedeschi, milioni di euro, milioni che ha dato la Merkel in giro per il Niger e la Nigeria negli anni passati? Queste sono le cose di cui si deve interessare l'Europa. Anche lì, non è che io basta che metto un muro in Turchia che non arrivino e il mio problema non esiste. Il punto è che non dovrebbero partire, anche perché hanno il diritto, come ce l'abbiamo noi, di stare bene a casa loro. Francesco, tu hai ragione, però ti faccio riflettere su una cosa. Ci sono delle cose che nella vita non possiamo governare, o che è molto difficile governare. A me ha colpito un dato. Se non sbaglio, entro il 2023 180 milioni di persone nell'Africa subsahariana compiranno 18 anni. Una parte di loro, a differenza del passato, è stata scolarizzata. Qualche soldo in tasca ce l'ha, perché non migrano mai quelli che vivono con €1 al giorno. 180 milioni di persone sono tantissime. Essendo giovani, avendo un pochino studiato, avranno l'umana aspirazione che abbiamo avuto tutti noi di migliorare la nostra esistenza. Io ho letto delle statistiche che dicono che il 90% di questi immigrati che partono dall'Africa sono immigrazione tra stati, cioè uno parte da uno stato centroafricano e va in Tunisia piuttosto che in Libia, uno stato e un 10% vuole arrivare in Europa. Allora, però, dato che qua siamo sul pragmatismo, al di là, tu avevi iniziato contestando la mia idea che servissero dei lavoratori. Come possiamo tecnicamente, perché io immagino
che tu non sia per affondare i barconi mentre sono in navigazione, appunto. Anche perché affondano già da soli. No, quindi ma non c'è dico, bisogno cioè, di me. di fronte a questa prospettiva se sono 180 milioni, diciamo, Certo. di una decina di milioni di ragazzi che tenteranno, non perché scappano da guerre o roba del genere, semplicemente, cioè, come possiamo tecnicamente cercare di arginare tutto questo? Per prima cosa, cambiando la mentalità nostra e loro. C'era una pubblicità qualche anno fa di una nota marca di birra. La birra, c'è un giornalista olandese che ha scritto uno dei libri più belli sull'immigrazione nel mondo parlando della birra. La birra è una delle principali responsabili della migrazione dall'Africa. Andate a cercare sulla storia della Heineken e lo trovate. C'era una pubblicità della birra che faceva vedere un rito di passaggio, cioè l'immigrato grande, il fratello grande che tornava dall'Europa, passava una birra al fratello più piccolo che doveva ancora partire, come dire: adesso lo puoi fare anche tu, sei grande, no? Allora noi dobbiamo, questa è propaganda, instilla nella testa della gente un'idea. Queste persone devono sapere, come dicono i vescovi africani, come dicono tanti economisti africani, come dice anche una parte di loro, che possono stare nel loro paese. Uno dice: vabbè, ma cambiare la cultura? No, invece funziona questa roba. Noi dobbiamo smettere di pensare l'immigrazione come qualcosa che succede, è epocale, succede. Non è vero che succede, è indotta, è un meccanismo indotto, spinto nei paesi africani da varie mille circostanze di cui non c'è tempo di parlare, per farli venire qui. E allo stesso tempo è indotto in noi l'idea che in qualche modo dobbiamo prenderceli, che in qualche modo dobbiamo fare, che in qualche modo spetta a noi gestire questa cosa. Non spetta a noi spetta di non rompergli le balle a casa loro al massimo. Questa cosa si può fare. Posso chiederti una cosa, Fra? Allora, io non ho dubbi che sia una cosa culturale, cioè, anche eccetera, però nel momento in cui tu a un ragazzo africano o di ovunque che fortunatamente riesce ad andare a scuola, cosa che non faceva prima, e che fortunatamente incomincia a avere un telefonino che magari in qualche parte delle città dove funziona, ovviamente si renderanno conto che a Pordenone si vive mediamente meglio che nel loro villaggio. E esattamente come hanno fatto questo, io non ti sto dicendo che hai torto, tanto se li fai ti parlare... sto dicendo che secondo me è un po' velleitario, perché esattamente come i nostri nonni dal Veneto, dal Friuli, dalla Sicilia sono partiti per andare a trovare condizioni migliori in America o in Sud America, ci sarà una parte di loro che vorrà farlo. Allora il punto è, secondo me, che da una parte abbiamo un dato oggettivo che può essere brutto, ma il dato demografico è quello che è e quindi c'è poco da fare. Le persone, se non vogliamo cambiare tipo di economia, avremo bisogno di quelle persone che lavorano. Forse però a questi stati gli si può proporre uno scambio. Guarda, sono io ti assicuro che prenderò alcuni dei tuoi figli, quelli migliori che si sono preparati in determinate scuole, eccetera, però tu mi devi tenere chiuse le tue frontiere. Forse questo è possibile, ma sperare che culturalmente un continente con così tante miliardi di persone decida improvvisamente che è meglio vivere in un villaggio che a Pordenone mi sembra difficile. Allora, è chiaro, chiudiamo con questo e poi, perché passiamo ad altro. Chiudi. No, intanto se tu fai parlare a tutta l'Africa, fai parlare 10 minuti la Boldrini, che ti dice che qui sono tutti razzisti, tutti omofobi, tutti sessisti, quelli dicono che posto di merda, non ci vado. Quindi sono d'accordo. Reagisci e vabbè. Ma certo che io dico, cambiare prospettiva significa pensare questo, cioè invece di dare 9 miliardi alla Turchia, significa fare una cosa in Africa, ad esempio, dei progetti veri, non come quelli che abbiamo fatto fino adesso, non controllati da nessuno, non gestiti dall'Unione Europea, per consentire a quelle persone, certo che devono avere un qualche forma di sviluppo, posto che io questo sistema economico invece lo cambierei, ma contemporaneamente, sempre per il cambio di prospettiva, al profugo
e a quello che vive uno Stato in difficoltà, c'è un sistema che aveva proposto tra l'altro Fratelli d'Italia. Si crea in loco presso la nostra ambasciata o presso le sedi europee, chi è profugo fa domanda, la questione dei documenti da presentare si risolve molto semplicemente, chi ha diritto viene esaminato, viene qui, viene spartito tra i vari stati europei prima che tutto questo succeda, e si chiama corridoio umanitario, ma non lo deve gestire Sant'Egidio, perché poi Sant'Egidio o un'altra ONG, perché poi decide lei, decidiamo noi, decidono le autorità Sai italiane. cos'è che mi colpisce? Io lo so, io sono un po' fatalista, si possono fare tante cose, per esempio i 9 miliardi dati alla Turchia non mi piacciono perché, come dicevamo prima, le condizioni di chi viene tenuto in Turchia sono subumane e non riesce a mandarci i giornalisti a vedere cosa fanno perché non li vogliono far vedere, però dal punto di vista per esempio dei tedeschi, loro avevano un problema che era di immigrazione dopo aver preso i primi siriani, è stato inumano ma molto efficace dal loro punto però di loro vista. che hanno detto li prendiamo tutti, Sì, è no. come se li gestiscano, No, scusami. a me questo punto Realpolitik No. per Realpolitik, tutti gli accordi che Sì. vuoi, tutte le facilitazioni che vuoi, ma io difendo i miei confini, non sparo sulle navi, ma il blocco navale, che è una cosa molto precisa, si è fatto, è stato fatto, il blocco navale lo faccio, che significa pattugliare le navi, chi arriva illegalmente, come in tutti i paesi civili del mondo, dicevi paesi normali, ecco, nei paesi normali ti pigliano se tu non hai diritto di venire qua e ti riportano al punto di partenza, non bombardandoti, prendendoti. No, io volevo farti riflettere su un'altra cosa che a me è un dato che mi ha molto colpito rispetto alla nostra immigrazione. Io ho letto dei dati che ci raccontavano come la nostra immigrazione, l'immigrazione italiana nel secondo dopoguerra, sia finita al termine degli anni, all'inizio degli anni 70. Cioè fino all'inizio degli anni 70, dopo la grande immigrazione, prima in Sud America, poi in Nord America, c'è stata una grande immigrazione italiana che andava in Germania, Belgio, tutto quello che conosciamo. Perché? Perché l'Italia, per uscire dal disastro della seconda guerra mondiale, nonostante il piano Marshall, eccetera, ci ha messo quasi 25 anni. La riflessione che io faccio, perché dobbiamo essere consapevoli di quello che abbiamo in conto, se anche noi ci mettiamo, e dovremmo farlo, le cose che dicevamo di fare io e Francesco rispetto programmi veri nei paesi africani, eccetera, dobbiamo renderci conto e dirci la verità che probabilmente prima di 25 anni noi di risultati veri non ne vedremo. Purtroppo la verità ci arriva in faccia perché certe volte gli eventi che possono essere regolati sono più forti del nostro essere piccoli esseri umani, come ci insegna anche la pandemia del Covid. È per questo che nel frattempo, in attesa che questo succeda, e non sta succedendo, un minimo di autodifesa ci vuole. Allora abbiamo visto che quando i confini un pochino si difendono, si mandano certi messaggi, le rotte cambiano. Abbiamo visto che i flussi anche per questo, non solo per questo, ma anche per questo diminuiscono, e un minimo di protezione ci vuole. Ti dirò di più. Quando i nostri avi, diciamo così, andavano all'estero, venivano addirittura, fecero una mostra un paio d'anni fa, bellissima, sui libricini che ricevevano da tutte le loro diocesi, in cui spiegavano come ci si comportava quando si andava in Belgio, in Germania, in questi posti. C'erano accordi. Noi abbiamo sentito un Presidente della Repubblica il giorno del ricordo del massacro di Marcinelle dire sono come gli immigrati. Quando i nostri avi andavano in Belgio c'era un accordo con cifre, numeri. Abbiamo bisogno di tot persone. In Italia questo accordo esiste, si chiama decreto flussi, entrano 35.000 persone ogni anno, 5-6.000 restano qui. Nessuno ne parla. C'è bisogno di più posti di lavoro? Certo, a un certo punto, Realpolitik, anch'io sono disposto a fare tutto, dialogare e qualunque cosa. Abbiamo deciso che quest'anno abbiamo bisogno di 40.000 lavoratori, 50.000, quelli entrano, gli altri fuori. È una cosa inumana? Beh, non è di sicuro più inumano che dare 9 miliardi a un torturatore despota, come l'ha Dopo definito siamo Draghi. d'accordo sostanzialmente su questa cosa. Il dibattito è interessantissimo. Io volevo affrontare anche altri temi nel tempo che ci rimane.
E purtroppo volevo parlare di due cose, Covid uno e DDL Zan l'altro. Lo so. Però guarda, aspetta, ne parlo così del Covid. Del ruolo dell'informazione. Ha fatto schifo. Prego. Ha fatto schifo l'informazione. No, Basta, è ben risolto, cosa vuoi dire? Aspetta un attimo, ti leggo 2 o 3 titoli del Fatto cartaceo. Ragazzi, Cartaceo. chiedete al direttore di un altro giornale Cartaceo, di rispondere dei titoli che magari neanche conosco. Ma allora ti leggo quello della Verità. Variante Delta come l'influenza. Lo speriamo. Lo speriamo. Ma al di là di questo, era un virgolettato virgolettato però, Com'è? Era il virgolettato di uno dei CTS. Virgolettato. Ragazzi, alla verità, a oggi dice una cosa che vediamo che è giusta, però la nostra esperienza degli ultimi mesi ci dice anche che non sappiamo un sacco di cose. Insomma, Burioni, che è uno di quelli che è stato più posizioni eccetera, quello che andava da Fabio Fazio all'inizio a dire: signori, ma questa roba che c'è in Cina non arriverà mai, a dimostrazione non per criticare Burioni, che potrebbe essere anche criticato, voglio dire, o doverosamente criticato, ma per dire che di esperti in questa cosa non è che ce ne sono tanti, è un'esperienza che viene fatta man mano sul campo, tant'è vero che io sono molto più assolutorio rispetto agli errori fatti dalle regioni, e alcune regioni, e dal governo nei primi 1, 2, 3 mesi, perché davvero si sono trovati di fronte a quando c'avevi i tuoi massimi virologi che ti dicevano è una cazzata, difficile che il politico vada, che ne ha commessi, poi possiamo fare gli errori dal piano pandemico eccetera, però io sono abbastanza assolutorio, gli errori della regione Lombardia che non ha chiuso Alzano, Nembro eccetera, gli errori del governo della regione Lombardia, la zona rossa eccetera, io fino a lì ci arrivo, perché la situazione era una situazione talmente pazzesca per cui i francesi che erano al nostro confine, mentre noi chiudevamo tutti perché avevamo centinaia di morti, ci prendevano per il culo ed uscivano. Macron 3 giorni prima di fare il lockdown va all'Opéra e si fa vedere insieme. Ok, questa va bene. Andiamo, guardiamo se qualcuno ha rubato, se lo troviamo lo perseguiamo eccetera, però come il mio giudizio è del primo lockdown, errori commessi tanti, ma assoluzione, nel senso, al di là dei reati c'era un sacco di roba imprevedibile, dopo incomincia a cambiare. Per esempio il 4 aprile, quando l'anno precedente, succede che si incomincia a dire bisogna riaprire, poi riapriremo il 4 maggio. Il mio presidente di regione Fontana dice una cosa secondo me importante, dice: signori, noi dobbiamo riaprire tutto eccetera, ma noi siamo pronti perché abbiamo in mente un piano per evitare l'assembramento sui mezzi pubblici. Noi abbiamo in mente un piano per cui, dove si potrà, nelle varie città lombarde, faccio un esempio a caso, si andrà a scuola fra le 8 e le 9, gli uffici pubblici apriranno fra le 10 e le 11, non è questo il piano, voglio dire, e gli uffici normali apriranno fra le 13 e le 14. In questo modo eviteremo che troppa gente si assembra sui mezzi pubblici, anche perché per esempio in una città come Milano succede che nell'ora di punta passa una metropolitana ogni minuto e mezzo o 2 minuti. In altre città puoi mettere mezzi pubblici in più, ma di metropolitane in più non ne puoi mettere. Poi, come sapete, arriva quella famosa estate, in cui vi ricorderete tutte le polemiche fra chi diceva che non succedeva niente, che succede, quello che diceva discoteche. Arriviamo all'autunno, quando riparte tutto, e scopriamo che nelle regioni, nel governo, nei comuni, magari qua sì, ma nel 99% dei casi non avevano fatto nulla di quello che avevano promesso. E lì incominciano a girarmi le balle, perché lo sapevamo, no? Magari qualcosa serviva. Adesso siamo alla prova del 9.
Io spero che abbia ragione quell'esperto che ha detto la verità, che è come l'influenza, anche perché se davvero prende solo i più giovani, perché i più giovani non sono vaccinati, noi sappiamo per l'esperienza che se non ci sono varianti particolari, e tocchiamo ferro, il virus è molto poco letale nei giovani. Negli under 18 è una cazzata, voglio dire. Abbiamo avuto 19 morti sotto quell'età in 2 anni ed erano tutti dei ragazzini che, poverini, avevano altre patologie, credo che lo stesso numero forse di morti che facevano l'influenza. Ma se per caso invece non fosse così, e non lo sappiamo, ragazzi, siete tutti cittadini, li andate a prendere con i forconi, io sono non violento e metaforico, i vostri amministratori pubblici, perché perché la prima estate va bene non averci pensato, però adesso siamo a luglio, io vorrei sapere in ogni città, in ogni regione, quale diavolo hanno di... È come il famoso piano pandemico, insomma. Qual è il vostro piano? Siete in grado di metterlo in piedi? Farete qualcosa per non affollare i mezzi pubblici? Ecco, è questa la roba. Che ci siano stata gente che ha rubato sulle mascherine, ma spero che li becchino, li mettano in galera. Se c'è di mezzo Arcuri, non lo so, ma chiunque va perseguito, eccetera. Ma il punto che a me ha lasciato sconvolto è che dopo i primi 3-4 mesi c'erano une cose che dovevano essere fatte e quasi nessuno ha fatto. E di questo dobbiamo arrabbiarci come cittadini, indipendentemente se gli amministratori o i partiti che sono al governo li abbiamo votati, non votati, eccetera. Perché lo Stato siamo noi, non loro. Vai. Quindi siete ancora svegli, vedo che applaudite. Sembrava di vedere qualcuno che comincia a casciare, che ha fatto le 5 ieri sera. No, vabbè. Io sono no Covid, nel senso che non ne posso più, proprio di parlarne. Non sono d'accordo sull'inizio, la questione del piano pandemico era proprio che c'erano delle cose da fare che non sono state fatte, perché nessuno lo ha visto, nessuno l'ha letto. Il ministro Speranza, solo per la quantità di balle che ha raccontato con il sorrisetto da Bruno Vespa, meriterebbe di andarle a cucire lui le mascherine con la macchina che aveva mia nonna a pedale, no? Neanche quella elettrica, faceva così. Che è venuto a dirci che si preoccupavano degli involtini e di non turbare la Cina nella task force, non nei 4 pirla della televisione. Si preoccupava il ministro di dire da una task force dobbiamo comunicare che i ragazzini cinesi non sono, i prodotti cinesi non portano il virus, no? E intanto quelli gli dicevano non ci sono le mascherine e dopo 15 giorni noi regalavamo alla Cina tonnellate solo per questa roba qui. Tutti gli errori li abbiamo scritti, raccontati, rivisti. Come dire, è stato sbagliato tutto l'approccio dall'inizio, proprio mentalmente. Poi io penso che noi siamo una società terrorizzata con quest'idea sbagliatissima del rischio zero, che non esiste in nulla, perché puoi uscire di casa e ti cade un mattone in testa, quindi il rischio zero non c'è per niente. Penso che sia giusto mettersi all'opera, pensare a quello che succederà. Non credo che questo nuovo governo, con tutto che sindicanti, abbia fatto, ha fatto funzionare i vaccini, ha fatto funzionare meglio di quello di prima. Del resto, come dire, ci voleva anche però del poco. resto, Franceschi, non per difendere il precedente, però per farti questa domanda. Prima, fino al 13 febbraio, giuro, durata dell'altro governo, noi di vaccini ne avevamo pochissimi. Poi adesso, e per quanto riguarda, questo è un dato oggettivo, la vaccinazione dei sanitari, che erano pochi, facili, eravamo al primo posto in Europa o al secondo. Adesso di vaccini ne abbiamo tanti. È legittimo che tu ritenga Arcuri un cretino, Conte un incapace, no. Però non abbiamo la controprova, perché non li abbiamo visti in mano con tanti vaccini. Quindi può essere, è una presunzione, diciamo. Io penso che Arcuri, al di là di tutti i pasticci gli amici suoi che ha chiamato per la questione delle mascherine e altro, il fatto che abbiano coinvolto D'Alema a un certo punto, già quello, ma io non penso che sia colpa di Arcuri,
anzi penso anche che alcuni a un certo punto l'abbiano messo lì per dargli la colpa, come ai vari commissari del popolo. Ho letto un'intercettazione che ha tirato fuori Fabrizio Gatti, dove a un certo punto mettono, com'è che si chiama? Il ex capo della protezione civile, che non mi viene in mente in questo momento, quello Cicciottello, il quale dice Miozzo, no quell'altro, dice, quello prima, vabbè, dice Locatelli, dice, vabbè, adesso mi verrà in mente il nome, dice io sono un commissario dimezzato. Il problema non è, come dire, Arcuri singolo, il problema è che noi abbiamo mandato a trattare sui vaccini un dirigente del ministero di cui a un certo punto il vice ministro Sileri ha detto che andava cacciato a calci nel culo. Non abbiamo visto i contratti, trattavano sulle quantità di vaccini senza sapere che c'era una dose in più e non hanno detto niente per risparmiare a livello europeo sui tempi di consegna. E allora, se tu fai gli errori, io sono disposto nella crisi a perdonare gli errori, siamo tutti uomini, persino i politici. Però chiedi scusa. Questo hai ragione. Chiedi scusa, ti presenti agli italiani e dici scusa. Oppure, se sei il ministro Speranza, ti dimetti. Il problema è che Speranza non si può far dimettere perché qualcuno vuole che stia lì. Cioè, c'è un partito di Speranza che ma è un problema politico o di persona? Cioè, Gallera ti sarebbe andato bene, il famoso assessore che ci spiegava come funzionava il contagio, o è un problema di classe politica dal tuo punto di vista? È un problema di classe politica perché nessuno sapeva. Io non voglio difendere Gallera, tant'è che Gallera almeno non è più lì, no? Speranza è ancora lì. Ma il problema è che il piano pandemico l'ho imparato a prezzo di ore di conversazioni con esperti di piani pandemici che io pensavo fossero noiosi, quegli altri, ma l'esperto di piano pandemico è una roba terrificante. Il piano pandemico funziona quando tu lo provi. Cioè, adesso noi l'abbiamo un piano pandemico che casualmente è uguale a quello di prima, che il ministro Speranza diceva che non serviva. Bisogna vedere se l'hai provato, perché dentro il piano ci sono anche le indicazioni che tu devi dare alle regioni e si spiega che è il governo centrale che deve prendere certe decisioni. Nel casino, poi è vero che... Allora, sul piano pandemico però devo dirti una cosa, perché l'ho studiato anch'io. Il piano pandemico, come tu mi insegni, era un piano pandemico che risaliva all'influenza del 2006 ed è stato detto che il problema è stato che non è stato aggiornato. Sì, ma vero fino a un certo punto. Perché se noi quel piano pandemico, se anche senza aggiornarlo, l'avessimo provato, come dice lui, cioè se avessimo fatto fare le esercitazioni, se avessimo messo da parte i dispositivi di protezione personale, eccetera, il piano pandemico del 2006 contro l'influenza, che era clavaria, chiedo che fosse, sarebbe stato in gran parte molto efficace rispetto anche al Covid. Il punto è, se vogliamo dirla tutta, al di là delle critiche legittime di fare a Speranza, e non è la mia difesa, ma è una questione di dati, che Speranza arriva in quel posto 5 o 6 mesi prima dell'esplosione della pandemia, perché il governo giallo-verde nasce a settembre e si trova tutti i suoi predecessori di destra e di sinistra che il piano pandemico non solo non l'avevano aggiornato, non l'avevano nemmeno applicato con le regioni. L'unica ministra che se ne è ricordata era la ministra del governo giallo-verde, che aveva detto... Sì, non solo la Grillo è l'unica che ha avviato i tavoli. Si è avviato i tavoli, ma non era stato fatto niente. Allora, io sono d'accordo che Speranza politicamente è indifendibile quando dice... quella frase sul piano pandemico che ha detto che il piano pandemico, com'era la frase più brutta che ha detto? Ha detto che il piano pandemico diceva non serviva contro il Covid perché il Covid non c'era. Il punto è che però, se dopo voglio cercare di essere oggettivo, Speranza, che era lì da 5 mesi, va criticato per la bugia, ma non per la pratica, perché la critica forte va fatta ai ministri della sanità a partire dal 2006,
che arrivano al 2021, perché Speranza lo poteva anche aggiornare nei primi 3 mesi e non sarebbe stato applicato. E ti dico di più, come ci insegna la Francia, che ha venduto, che aveva un riserve di DPI, di mascherine mostruose, qualunque governo di destra o di sinistra che avesse detto, con l'austerità che ci imponeva l'Europa, perché dobbiamo raccontarla tutta, nel 2018 o 2017, signori, io devo spendere 1 miliardo per camici, mascherine, fare le robe, i percorsi doppi e roba del genere, gli avrebbero detto no, guarda, c'è l'austerità qua. Questa è la verità. È totalmente... che vale per la destra, la sinistra, il centro. Vale per tutti. Infatti il primo problema di cui parlare oggi sarebbe questo, cioè il fallimento totale dell'Europa sulla gestione di questa, a partire dall'acquisto dei vaccini, a partire, senza parlare dell'OMS, che è una responsabilità micidiale non solo per il caso Zambon, ma per i silenzi incredibili nei confronti della Cina. Detto questo, ci sono delle oggettive responsabilità di sistema, di capitalismo che ci ha svuotato, anche di aziende tessili che in 5 minuti con un modello ti producono 1 miliardo di mascherine, invece noi le abbiamo fatte andare via per 1000. Sono tutti problemi a cascata che non sono colpa di Speranza. Secondo me è per me inspiegabile come Speranza, se io fossi stato Speranza, io sarei andato in televisione e sarei stato il primo a pretendere la testa di tutti i dirigenti che sono rimasti lì e non avevano aggiornato il piano pandemico, dei ministri precedenti. La Lorenzin è la maggiore responsabile di questo, perché era lì tutto il tempo. Però quando ti mandano Ranieri Guerra, no? L'OMS ti manda un consulente, chi ti manda? Ranieri Guerra. E Ranieri Guerra è quello che ha firmato 2 lettere in cui c'era scritto: oh, non abbiamo aggiornato il piano pandemico. Quando te lo rimandano come consulente, tu non vai in Parlamento a dire: mi ha detto Guerra che va tutto benissimo, stiamo tranquilli. È negli atti, E allora sei perlomeno un pirla, che non è una colpa, però, no? Diciamo che poi ci sono tutta una serie di problemi strutturali che invece non abbiamo risolto, non sono colpa di Speranza, né di Conte, né di Figliuolo, né di Arcuri, né di altri, che sono colpa del fatto che se mandi in vacca un paese, distruggendo il suo apparato produttivo, distruggendo la ricchezza, pensi che adesso buttiamo soldi a pioggia, che poi non li buttano nella sanità i soldi a pioggia? Allora è così. Dicevo che voi vi aspettavate che io e Francesco ci scannassimo, ma come vedete nelle nostre analisi siamo al 90% dei casi d'accordo. Mi ci spiace che non riusciamo a scannarci. Se volete potete insultarci, però così. Potete insultarci, dire che non abbiamo capito niente. No, io me l'aspettavo perché già il clima aperitivo era molto tranquillo. Allora chiudiamo così. Anche io, anche con chi sono in disaccordo, sono civile e notato, credo anche Francesco, voglio dire. Però andavate un po' troppo d'accordo, dai. Perché il Fatto è l'unico giornale di destra sotto mentite spoglie, capito? Cioè loro fingono di essere... Io non so cosa sono, io lavoravo al giornale di Montanelli quando i comunisti c'erano ancora e hanno tentato anche di menarmi. Mi sono girato un po' le balle quando nel 94 i comunisti non c'erano più e c'era uno che continuava a raccontare che c'era il pericolo rosso. Forse c'era il pericolo degli stronzi, ma non come quelli che mi dicono che c'è il pericolo del ritorno del fascismo in questo paese. C'è il pericolo che ci siano alcuni fascisti stronzi, ma che questo paese diventi fascista è esattamente lo stesso pericolo che diventi comunista. Poi ci si può dividere che non ti piace la sinistra, non ti piace la destra o roba del genere, ma cerchiamo di mantenere un principio di realtà, per favore. Noi che abbiamo vissuto gli anni 80, gli anni 70, gli anni di piombo, quando ci raccontano, io sono contrario all'hate speech sui social, è pericoloso, ragazzi, condanniamolo. Ma quando andavo a scuola io, al liceo, a un certo punto i miei mi portano via da Milano perché c'era un morto al giorno in città e Autonomia Operaia scendeva in piazza a Bologna con 50.000 persone che facevano il gesto della P38. Allora, io sono non violento e condanno tutti, però un senso della misura. La politica tende ad accentuare le divisioni perché sulle divisioni e sulla paura e sul rischio crea consenso.
io dopo 30 anni incomincio a iscrivermi a un partito che non ho inventato io, ma lo inventò Indro Montanelli, che è quello degli apoti, cioè di coloro i quali non se la bevono. Allora, facciamo così, chiudiamo velocemente. Sul DL Zan è qua sono ore. Allora, chiudiamo così, velocemente. Vi cito il nome di alcuni politici, mi date un voto. Dai. Allora, Speranza l'abbiamo già detto, quindi lo togliamo dalla lista, dai. Meloni. Beh, a Meloni io gli darei almeno 7,5, perché uno dei primi doveri del politico è raccogliere consenso e lei è molto brava a farlo. Ovviamente il voto alla Meloni potrebbe cambiare nel momento in cui andasse al governo, perché ovviamente è molto facile fare l'opposizione, come è molto facile fare il giornalista. Quando vedi un giornalista che in un dibattito televisivo, può capitare a me o a lui da punto di vista, troviamo un politico e gli diciamo no perché tu hai sbagliato, fatto no. Ragazzi, noi critichiamo, siamo come i tecnici della nazionale, no? Come gli italiani. Dopodiché vai a fare il sindaco o vai a fare il ministro e vediamo se sei buono. Però la Meloni 7,5. Meloni? Ma io credo che non abbia fatto una scelta facilissima stare all'opposizione, perché tutti abbiamo visto com'era con Draghi. Penso che sia una che studia, che si fa il mazzo, e io do lo stesso voto di Gomez sulla fiducia, nel senso, poi quando va al governo vedremo se confermarglielo. Nel frattempo, se comincia ad andare al governo va anche bene, ecco, mettiamola così. Conte. Prima lui. Ma quello di prima o quello di adesso? Conte. No, La media. Scegli tu. Diciamo, scegli allora, tu, scegli tu. allo scritto, all'orale peggio, no? Adesso dai, 5. No, io gli do 7 anche a Conte, forse anche 7,5. Ragazzi, vi spiego perché. Allora alzo la Meloni, Vi spiego perché. Perché 9. no, allora cerchiamo, magari sbaglio, vi spiego il ragionamento se non siete d'accordo. La Meloni gli ho dato 7,5 perché è brava a fare l'opposizione e non l'ho ancora vista al governo. Conte è riuscito a tenere insieme delle cose che sembravano impossibili da tenere insieme. Per lungo tempo Lega e 5 Stelle e poi PD e 5 Stelle. Ha infuso, a una parte degli italiani non piace, e voi che dite che no, sicuramente a voi non piace, però bisogna chiedersi perché a tanti, dato che noi siamo tutti spesso in questa piazza liberi pensatori, no, immagino, da Pordenone pensa, quindi liberi pensatori. La domanda che secondo me deve farsi un osservatore che guarda la politica è: perché a tanti italiani piace ancora? Perché no, si può rispondere perché gli italiani sono coglioni, però quella è una risposta brutta, no? Perché, come dire, quando non votano, chi non vota come me è stupido. No, è la democrazia, no? Io non penso che quando, io non sono mai stato berlusconiano, ma non ho pensato mai che quando gli italiani votavano Berlusconi fossero dei coglioni. Avevano fatto una scelta, è democrazia. E il fatto che tu in un periodo così grande riesca a mantenere ancora un così alto consenso personale significa che qualcosa secondo me c'hai. Seconda cosa, rispetto a Conte, anche se viene sminuito, quello che lui è riuscito a fare in Europa non era per nulla scontato, al contrario di quello che ci viene raccontato, che l'Europa ci desse tutti quei soldi, in parte in prestito, in parte in fondo perduto. Lo so che viene facile, se si riprende la ricostruzione di quei giorni, secondo me il governo italiano in quel caso si è comportato molto bene. E quindi un politico che dopo essere stato disarcionato ha ancora così tanto consenso, secondo me merita un voto molto positivo. Gli ultimi due, Salvini. No, 10 no. No, ragazzi, oh. No, ma io non vado oltre l'8. Non dobbiamo tifare mai, ragazzi, se no ci prendono per il culo, cerchiamo di ragionare, no?
Cioè loro sono quelli che devono lavorare per noi dobbiamo giudicarli in base al fatto se lavorano bene o male. Dai, gli ultimi due, Salvini. 6,5 è bravo ma non si applica. Salvini io gli do 6 perché ha perso, ragazzi, la parabola della Lega, ci sono ancora delle differenze, è molto simile a quella dei 5 Stelle, apparentemente, cioè i 5 Stelle sono partiti con le ultime elezioni al 32% e oggi secondo i sondaggi vanno fra il 17 e il 15%. Salvini è riuscito a portare il partito al 34% e lotta per fare il 20%, quindi un problema c'è stato. Secondo me l'errore politico di Salvini enorme è stato mollare quel governo in anticipo. Perché è vero che aveva tanti che dicevano mollalo, però lui avrebbe vinto se riusciva a portare il paese ad elezioni e non c'è riuscito. Lui prendeva il 40% in quel momento e lì hai perso la partita politica, questo è oggettivo. Insomma, l'altro governo, come il primo, bisogna dirlo, poi ci chiederai, come questo, l'ha fatto un signore che ha alla testa non di un partito personale ma di un partito di poche persone, che è una cosa diversa. Gli ultimi 3 governi di questo paese, ed è oggettivo e a lui non piace, li ha fatti un signore che si chiama Matteo Renzi. Se tutto questo abbia a che fare con la democrazia come la intendiamo o sia solo democrazia parlamentare non lo so, però è un dato oggettivo. L'ha fatto quel signore che non raggiunge il 2%. E quindi il voto Renzi? Allora, dato che per me la etica e la morale hanno ancora un valore, io a Renzi do 4. Voto Renzi? 4 come i suoi elettori. Dai, l'ultimo, Letta. Senza voto. Non lo so, cioè voglio dire, è troppo poco. Guarda, io do una cosa, l'unica cosa che vedo positiva di Letta in assoluto, che è l'unico, al contrario di Renzi, che quando venne fatto fuori ha preso, è andato in Francia, ha fatto il professore, ha fatto quello che... Questa parte è chapeau. Cioè, dicevamo di Veltroni che aveva detto che andava in Africa, Letta c'è andato. Non in Africa, è andato a Parigi e stava molto meglio. Letta sul Partito Democratico, allora io capisco dove vuole andare, perché capisco che lui dice DL Zan, Jussoli che io non sono d'accordo, tante altre cose, ci dobbiamo caratterizzare così come la Lega è stata caratterizzata e quindi forse prenderemo i voti, però il realismo anche ti dice che con quei gruppi parlamentari che sono stati formati da Renzi non è che puoi fare il partito radicale di sinistra come a parole dice di fare. Secondo me è ancora senza voto, lo vediamo alle prossime. Allora, posto che ho corretto la Meloni e le ho dato 8, sì. Dopo il suo giudizio di resti 8, sopra l'8 non vado, a Letta do 7,5. Perché far fuori il PD come sta facendo lui mi commuove. Grazie Enrico, allora, grazie, dolcissimo sei. Io ringrazio tutti voi, ringrazio Peter Gomez e Francesco Borgonovo. Per un'ultima comunicazione cedo la parola a Elena Ceolini. Sì, grazie ai nostri ospiti. Ricordo che ci sono all'ingresso i loro libri e si fermeranno volentieri per un firmacopie. E chiamo lo staff di Pordenone Pensa per lasciare un ricordo della nostra terra, un nostro sponsor, le cantine Vie d'Alt, cantina del Coglio Friulano. Ecco, Anna Pizzinato, Sara Genova e Viva Indrigo, grazie, perché il lavoro dietro queste manifestazioni è tanto, quindi insomma questa è una rappresentanza del nostro staff. Grazie. Ho già ricordato che domani sera saremo quindi all'Auditorium Concordia con la serata dedicata al giallo, mentre mercoledì saremo qui, o insomma dipenderà dal tempo, con Gennaro San Giuliano e Giordano Bruno Guerri. Grazie per essere stati con noi. Grazie a tutti. Che già venire a vedere una cosa di questo genere invece di fare
di andare in giro è una cosa bella, ce ne fossero un po' di più. Certo. Dice Pordenone pensa, guardate che già pensare non è mica un obiettivo tanto semplice. No, direi che cioè, non già è vi distingue dalla... non è molto comune pensare in questo beh. paese. Esatto.